Rieccoci in rigorosa diretta, sono le 23:40, Primus Inter Pares, ovviamente dedicato al coronavirus, dedicato purtroppo al coronavirus, era molto meglio fare altri tipi di trasmissione, però per dare un'informazione ai nostri cittadini. Prima di vedere i messaggi, Elisabetta, qualche novità dal web? No, vi posso far vedere anche quest'altra piantina dell'Italia, diciamo, che mostra l'incidenza del contagio per provincia. Se noi questa volta il colore è sul rosso, il colore rosso più forte vuol dire che ci sono più casi, come vedete. Se noi proviamo a vedere per esempio Padova, ci mostra che il totale dei contagi sono 715 per un totale di abitanti che sono 937.908, il che vuol dire che c'è un caso ogni 1312 abitanti. Vi faccio vedere le altre province del Veneto. Se lasciamo il numero così è anche sopportabile, visto così, Visto così, uno ogni 1300 in Padova. Andiamo avanti, vediamo gli altri, Elisabetta. Vi faccio vedere le altre province venete. Venezia, uno ogni 2397. Poi abbiamo Treviso, uno ogni 1964 abitanti. Vicenza, uno ogni 3005. Verona, uno ogni 2180. Rovigo, uno ogni 8.701 abitanti. Invece se ci spostiamo a Brescia e a Bergamo, che sappiamo sono le province con maggior casi e che in maggior sofferenza anche gli ospedali e tutto quello che ne consegue, abbiamo a Bergamo un caso ogni 296 abitanti e a Brescia un caso ogni 434 abitanti. Fammi vedere che Milano, Elisabetta, mi fai vedere che Milano? Milano, sì, un secondo solo, eccola qua, uno ogni 1639 abitanti. È chiaro che avendo una popolazione molto più importante delle città del Veneto, sono numeri davvero che la Lombardia è quella. E in Emilia, mi fai vedere che l'Emilia è una delle città colpite? Reggio Emilia 2207, Parma 1 ogni 639 abitanti, Cremona 1 ogni 191 abitanti, Mantova 1 ogni 1079 abitanti, Ferrara 1 ogni... Ferrara è più vicina al Veneto e quindi è la meno colpita dell'Emilia Romagna. Sì, è lo stesso colore se vedete come Rovigo. Certo, difatti confina con Rovigo. Dunque Modena un caso ogni 1603 però abitanti. Diciamo che da questi dati... Bologna, eccola qua, un caso ogni 3.487 abitanti. È chiaro che Bologna è vicina a Rovigo, vicina a Ferrara, ovviamente ha meno colpiti delle province che confinano più vicino alla Lombardia. Anche quello di Bologna. È significativo anche questo dato che hai dato, Elisabetta, per capire che la Lombardia sicuramente è quella più colpita da questo coronavirus. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, buonanotte, con chi parliamo e da dove? Con Matteo, se sono io, sì, sono io l'interessato. È lei l'interessato, da dove chiama Matteo? Io chiamo da Campo San Piero. Prego. Avevo prenotato circa un'ora fa la chiamata. Porti pazienza, abbiamo avuto molte telefonate e molti messaggi. Prego Matteo. No, era solamente per dirle che non era inerente all'ultimo passaggio delle zone rosse, era per quanto riguardava il governatore Zaia, che diceva che eravamo stati anni addietro, eravamo chiusi il sabato e la domenica i negozi. Io volevo ricordare che il sabato non sono mai stati in negozio, io con i miei 63 anni e di cui 40 anni qui nel Veneto. E i prezzi nei supermercati ultimamente stanno aumentando. Ho notato che c'è stato un aumento dal 5 al 10% su vari articoli. Per quanto riguardava il professore, il dottore che parlava della spesa ordinata, il problema è che quando uno ordina bisognerebbe sapere se dopo trova la roba che lui ha richiesto e quale delle cose, perché il cliente quando si va al supermercato... Matteo, era una proposta che aveva fatto il dottor Avruscio, era una delle proposte che poi si possono ragionare. Non le sto criticando. Certo, si possono migliorare, ci mancherebbe. Non le stavo criticando. Certo. Stavo solamente dicendo che se lei ordina la spesa e poi gli arriva la borsa con la spesa con della acquisti che lei non fa, non so, invece di un latte un altro latte e così via.
E per quanto concerneva il discorso Amazon, dell'Amazon, è che purtroppo lei capisce che io a volte vado in giro per cercare di acquistare alcuni articoli e diventa quasi impossibile, diventa una maratona trovarli. E con Amazon invece cliccando purtroppo riesce a trovarlo. È stato chiaro anche questo. Grazie della telefonata. Se gli posso, sì? l'ultima battuta, se me posso, per quanto riguardava lo smog, che diceva che non è una delle cause sono le macchine. Io ho riscontrato nella mia località che ci sono vari uffici postali che tengono le porte aperte perché hanno caldo dentro. Ecco, questi sono i vari passaggi. Ha fatto bene a dirlo, perché ovviamente la temperatura è molto primaverile, l'inverno non è mai arrivato, e quindi anche d'inverno dovrebbero risparmiare. Ha fatto bene a dirlo, dovrebbero risparmiare nel riscaldamento. Grazie Matteo. Ovviamente ha ragione un attimo quando dice: se tu chiami Amazon hai tutto e subito. Oggi certe aziende non hanno più quello che ti può offrire Amazon in tempi rapidi e soprattutto nell'avere a disposizione la merce, che anche questo è un ragionamento Bertin da fare. Leggo i messaggi, poi la risposta. Andiamo con i messaggi, ce ne sono altri, ne passiamo altri 4. Eccolo qui, buonasera. Riusciamo ad arginare la gente che viene in supermercato 4 volte al giorno e chiudere le domeniche? Credo sia un messaggio che stiamo ripetendo tutta la sera, tutta la trasmissione, tutti i politici, da Zaia, sindaco di Padova, sindaco di Treviso, ai medici, a tutti. Andiamo avanti. Non si potrebbe uscire per passeggiare, ma uscire per giocare all'otto è consentito, una vera necessità. Ha ragione anche lui, però i tabacchini sono aperti, per quale motivo non lo so, però questo si può fare. È una domanda corretta anche questa. Ovviamente magari lo Stato vorrà incassare qualche soldino. Certo. Ma i negozi vendono generi alimentari, sono obbligati a tenere aperto, possono scegliere come comportarsi? Possono scegliere come comportarsi, nessuno dà l'obbligo di tenere aperto, però ovviamente presumo che nel momento in cui oggi hanno degli introiti importanti è meglio tenere aperto. Secondo voi cosa succederà dopo il 25 marzo? Le norme saranno ancora più stringenti? Ho la strana sensazione di sì, però rispondete voi. Dottor Avruscio, saranno più restringenti dopo il 25 marzo? Ma tutto dipende da questo andamento, visto che il picco ancora deve arrivare. Io credo che dopo il 25 marzo ne avremo ancora. Tanto è vero che le norme, il decreto adesso per quello che riguarda gli ospedali, la interruzione delle visite specialistiche, quelle dilazionabili, gli interventi chirurgici sono stati fermati, anche quelli dilazionabili, arrivano fino al 15 di aprile. Quindi vedo che effettivamente con la precauzione vuole che, secondo me, insomma, si andrà anche oltre. Dopo Pasqua. Il web ovviamente è un motivo oggi di sbizzarrirsi, un po' tutti vanno, suonano, cantano, però ha un significato davvero, da un punto di vista personale, di una grande solidarietà del popolo italiano nei momenti di difficoltà. E ora andiamo a vedere questo servizio. Dal sud al nord, dalle finestre di Milano ai balconi di Napoli, i cittadini di tutta Italia rispettano la quarantena imposta dal decreto Io resto a casa, ma trovano il modo di restare comunque vicini, con musica, canti e applausi. Flash mob spontanei costellano le città della penisola in un ritrovato sentimento di appartenenza nazionale, ognuno nella propria casa, ma tutti connessi a distanza dalla voglia di vivere e dall'amore di comunità. Forza italiani, uniti, ce la faremo.
Speriamo che questo sole esca per tutti, però è un popolo il nostro straordinario sotto certi punti di vista. Piazze, ai balconi. Ai balconi, è vero. La comunità deve... E ne abbiamo fatte vedere pochissime. Oggi il web è strapieno di filmati che meriterebbero anche molto perché spazio. guardate che un conto è stare in casa una settimana, un conto è stare in casa 15 giorni, un conto è stare in casa un mese. Un conto è avere magari un bel appartamento con una bella terrazza, un conto è avere 2 stanze con 2 bambini, cioè non è che sia uguale per tutti questa. Quindi queste forme di comunità, diciamo, anche di fare della festa per riuscire a superare è molto importante, quindi anche l'informazione che ci dà queste occasioni di vedere, insomma, il modo di stare insieme. Io non credo che ci saranno molte altre restrizioni, perché salvo l'eventuale chiusura domenicale, ma per il resto noi dobbiamo garantire alla gente di trovare da mangiare, di poter fare la propria vita, anche, adesso faccio un esempio, sono diventato nonno da poco, il mio nipotino cresce e se un mese posso fare a meno, c'hanno i vestitini tra 2 mesi, allora li trovi su Amazon, ecco. Quello che invece è auspicabile, naturalmente, siccome è possibile, quasi certo che ci sia una proroga di questi provvedimenti, naturalmente il controllo deve esserci, cioè non è che si può fare una norma e poi il furbo. Assolutamente sì. Quindi credo ci sarà semmai una restrizione e una eliminazione delle cose superflue nell'organizzazione del lavoro, parlo del mio campo che è quello della cultura, se si dovesse tenere ancora chiusi musei eccetera, è chiaro che c'è tutta una parte di personale che non occorre più che vada a lavorare. È vero. Gran parte sono dipendenti pubblici, sono pagati lo stesso. Patrizio Berti, siamo in chiusura, un pensiero da parte sua e anche da parte di Gianpietro Lavoruscio prima di concludere. Beh, il mio pensiero va prima di tutto che si risolva questa situazione, perché... Ma questo non si risolve in poco tempo? No, si deve risolvere, si deve risolvere. Ma Noi non vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, bisogna ma... che si risolva, perché altrimenti crolla un sistema e il sistema noi non possiamo permettere che crolli, anche perché, ripeto, stare a casa... un mese, però Patrizio, un mese siamo leoni in gabbia. Mi scusi per questa domanda, si risolve, siamo tutti felici, d'accordo. Io invece la vedrei in maniera diversa, la metto nella situazione che questo problema non si risolverà in tempi brevi. Ecco, la politica, l'uomo, la persona, il cittadino dovrebbe prepararsi ad affrontare questo problema, perché può succedere, come dice lei, ci auguriamo tutti che domani termini, ma se non termina? Perché madre natura decide così, perché non c'è il vaccino, per altri motivi. La politica, le persone, l'uomo devono trovare una soluzione in questa situazione e per questa situazione. Ecco che siamo lungimiranti. Se invece stiamo qui ad aspettare il ben di Dio, almeno il mio pensiero allora, è sempre sulle spalle dell'uomo la soluzione dei problemi. Esatto. E quindi noi basta solo che guardiamo adesso la Cina, che è un grande paese, è riuscita a avere il controllo della situazione, stanno cominciando a lavorare a pieno ritmo e quindi stanno attenti, hanno chiuso anche loro, stanno facendo tutte le sue accortezze del caso, come dovremmo fare noi, perché in Europa non è detto che quando noi raggiungeremo la curva che si abbassa, che in Europa non sia che stanno crescendo, quindi dovremmo applicare tutte, però abbiamo secondo me avuto tra tutte le preoccupazioni e tutte le sfortune che abbiamo avuto anche la fortuna di essere partiti su un momento prima degli altri, quindi adesso dovremmo uscire, secondo statistica, no? Dovremmo uscire prima. Speriamo. Questo è quello che mi auguro, che usciamo prima degli altri. Gianpietro Lavoruscio? Guardi direttore, noi abbiamo visto, abbiamo parlato di numeri, ma il mio pensiero onestamente va a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari, in Veneto, come in Lombardia, come in Piemonte, eccetera. Tutti, se mi permette, parlo anche di quei miei colleghi, operatori sanitari in genere, che sono diventati a loro volta pazienti per curare le persone che sono magari anche in sala di rianimazione.
e a tutti quelli che ancora adesso sono lì in ospedale a cercare di curare, di fare il loro dovere. Per cui io mi permetto di dire a tutti quanti i telespettatori, quelli che ci hanno sopportato in questo momento, non rendete vano il nostro lavoro. Ognuno di voi è importante, che ognuno di noi faccia la propria parte, questo mi sento di dire. Bene, io vi ringrazio davvero, ringrazio Patrizio Bertin, Presidente del Confcommercio dell'evento, grazie, saluto e ringrazio anche Paolo Giaretta, già senatore, grazie Paolo, saluto anche Giampiero Avruscio, direttore geologia di Padova e anche Presidente dell'Ampo Padova, dunque grazie davvero a tutti di essere qui fino a quest'ora, ringrazio e saluto anche Elisabetta Corazza dalla redazione. Elisabetta. Saluto te Giorgio, saluto gli ospiti in studio e chi ci ha seguito da casa. Vi do appuntamento quotidianamente con la nostra informazione e con Primus Inter Pares mercoledì prossimo, sempre dalle ore 21. Bene, saluto anche Dennis che è nella regia 2 invisibile ma c'è, è vero Dennis, ci sei, vero? Sì, sono qui, sono resistito ancora fino ad adesso. Grazie ancora per il lavoro, saluto chi regia ovviamente Claudio e Marco che hanno fatto un lavoro davvero immane per questa trasmissione. Vi ricordo domani 2 appuntamenti, alle 10:25 mi alleno in salotto, le signore anche se l'ora è tardi che sono sveglie, domani mattina si alzano, alle 10:25 possono fare ginnastica collegandosi con TV7 Triventa e alle 12:20 l'edizione del telegiornale per sapere le ultime notizie del Presidente della Regione Luca Zaia. Davvero buonanotte a tutti e in bocca al lupo. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.